Buongiorno, oggi vedremo la terza partita di Petrosian, la terza migrazione del re di questo ideata da questo campione del mondo. Abbiamo una partita in cui lui ha giocato in un torneo in California a Lone Pine contro il giocatore statunitense Peter Jack con un Elo Fide di quasi 2400 punti Elo. Siamo nel 1976. Petrosian gioca a C4, un'apertura inglese. Cavallo F6, cavallo C3, C5, G3, il cosiddetto fianchetto. Cavallo C6, alfiere G2. Nero gioca E6, il bianco gioca cavallo F3. Nero gioca alfiere E7, il bianco gioca D4. Il nero gioca D5, C per D. Cavallo per D. Il nero sta lottando per il centro, ma presto che il bianco gioca a cavallo per d5, ecco, e dopo... Ora, per non esporre la donna a possibili scoperte, per esempio qua si può giocare alfiere e3, con l'idea di prendere, se il nero prende, il cavallo per, ci sono delle scoperte sulla donna, si può poi rovinare la struttura pedonale nemica, evitare cose simili. Il nero ha giocato e per d, ma ora, dopo d per c, abbiamo il nostro famoso pedone isolato. Questo pedone è una debolezza perché non può, il pedone in d5 non ha altri pedoni neri su colonne adiacenti, quindi potrà essere difeso solo dai pezzi che saranno vincolati, saranno passivi. Tale pedone sarà una debolezza anche nel finale. Bianco gioca a 3 perché vuole espandersi con b4 per poi fianchettare il secondo alfiere. Nero gioca a 5 prevenendo b4, ma così facendo indebolisce la casella in b5. Bianco gioca a cavallo e1. Ed è interessante. Allora, il nero ha molto controllo sulla casella in d4, quindi il bianco capisce che farà fatica a bloccare il pedone qui, e quindi una volta che il pedone avanza lo blocchi in d3. Nero gioca alfiere b6, bianco gioca alfiere d2, torre 8, torre c1. Entrambi i giocatori stanno migliorando le loro torri. Nero gioca alfiere g4, torre 1, torre c8, h3 per far sloggiare l'alfiere che dà fastidio, alfiere f3, donna b3. A questo punto il nero gioca alfiere e4 per cambiare pezzi, il bianco accetta, torre per e4, donna b5, ecco come si vede, come avevamo menzionato prima, questa spinta ha appunto indebolito la casella in b5. A questo punto il nero prova a cambiare pezzi per cercare di ridurre la pressione nell'ala di donna. C'erano possibili altre mosse, il bianco sta leggermente meglio, ma la partita era tutta da giocare, quindi il nero gioca cavallo a 7. Attacca la donna, prepara il cambio di torre. Il bianco prende in c8. Ora cambiare le donne non sarebbe granché perché il bianco avrebbe una certa iniziativa, il bianco potrebbe o prendere la colonna C per provare a entrare, oppure giocare cavallo C5 con una certa pressione perché tutto è attaccato su torre 7, cavallo B3, c'è pressione su questo pedone, su B6 può seguire A4 scacciando il cavallo dalla difesa del pedone in D4. Se nero gioca a 4, cavallo C5, di nuovo questo pedone è in trappola. Può provare a giocare B6 per provare a immobilizzare il cavallo che non ha molte caselle, e su B3 cascherebbe il pedone in A3, ma sarebbe interessante torre C1 con l'idea di andare appunto in ottava o difendere il cavallo da C4, ma per esempio se il nero cattura torre C8 ci sarà matto, quindi si vince. Secondo me è un'idea appunto cavallo per B5 sarebbe stata quindi un'idea cattiva in virtù di tutte queste combinazioni che iniziano, questi attacchi consecutivi che iniziano da cavallo C5, proprio fa vedere come il nero abbia varie debolezze. Che il nero gioca cavallo per C8, il bianco gioca alfiere G5, donna D6, torre C1, attaccando il cavallo, si minaccia matto, cavallo A7, donna F5, si attacca la torre, in caso di torre per E2, donna F3, poi la donna ha un attacco doppio, non si può difendere il pedone con torre 7 perché è in presa, su torre 8 donna per B7 il nero ha qualche problema, no? C'è una forte pressione, qui sta bene, il nero ha giocato donna E8, alfiere F4, a questo punto
in caso di... Il nero fa fatica perché in caso di donna e6 si può prendere. Devo giocare alfiere C7. L'alfiere non può che cambiarsi, la torre entra in settima, il pedone in B7 è debole, se il cavallo si sposta ci sono idee di matto, il bianco può difendere F2 quando vuole, torre per E2, torre per B7, questi pedoni sono deboli, ma anche l'ottava traversa lo è, quindi nero avrebbe grandissimi problemi. In ogni caso, che dopo alfiere F4, nero ha giocato donna di 8, bianco ha giocato torre C2, difendendo E2, nero ha giocato cavallo C6, bianco ha giocato H4 per espandersi, nero ha giocato H6 per farsi un buco per il re, donna B5, cavallo A7, che qua Petrosian, fedele alla scuola sovietica, ripete 2 volte. Ecco, a questo punto il bianco ha un leggero vantaggio, però un leggero vantaggio che magari è più accademico che reale. Ora il bianco, un pedone, forse possiamo dire arretrato in E2, che però è più difendibile del pedone in D4. Anche il pedone in D4 è difendibile, ma questi pezzi sono molto passivi, la sua difesa, ma il bianco non riesce a penetrare lungo la colonna C, che è bloccata, e sembra che il bianco debba creare una seconda debolezza. Cosa fare? Uno può cervellarsi, provare a cercare idee strane, ecco qua, e di fatto l'idea è strana, ma è strana, non è strana per noi, perché già l'abbiamo vista in altre partite. Siamo nel 1976, abbiamo visto un esempio di Petrosian del 1960, un altro esempio del 1969, quindi già 16, almeno 16 anni prima Petrosian aveva ideato questa manovra, forse ancora prima nella sua gioventù. E quindi Petrosian gioca re F1. Il re, il pezzo più potente, non più forte, il pezzo più potente dell'esercito bianco, emigra nell'altra ala. Dopo che il re si sposta, il bianco potrà spingere i suoi pedoni, trasformare la partita in una partita ad arrocchi contrapposti e spingere i propri pedoni contro il re nero. Da notare che questi pedoni formano una maniglia. Il nero aspetta, gioca torre 6 e adesso di nuovo Petrosian donna B5, fa delle giravolte con la donna, cavallo C6, ecco qua. Ora si poteva continuare col piano con re 1, ma gioca prima H5, cavallo E7, re 1, cavallo D5, donna B5, cavallo F6, l'avversario continua ad aspettare, re D1. Re continua la sua marcia verso la casella in B1. Cavallo D5, a questo punto alfiere A5, perché alfiere E5? Perché c'è pressione su D4, il bianco vuole provocare F6 per far indebolire alcune caselle nere intorno al re nero, e in futuro si potrebbe preparare anche G4 in un futuro. Il nero ha giocato cavallo E7, G4, cavallo C6, alfiere G3, ecco i pedoni stanno avanzando sempre di più, stanno avvicinando al re nero, cavallo A7, donna B3, di nuovo questa donna sta andando da tutte le parti, F5, B5, F5, B5, B3, eccetera. Cavallo C6, re C1. Piano piano il re emigra quando c'è tempo. Nero gioca torre 4, F3, torre 3, re B1. Ecco, il punto è che ora la posizione nera diventa già difficile. Perché diventa già difficile? Perché ora il bianco potrà preparare con calma spinte di questi pedoni, potrà provare a entrare in contatto in G5 con calma. Ora il nero qua ha giocato cavallo E7, però non è granché. Il bianco gioca alfiere H4, è una mossa potente, si inchioda il cavallo, magari lo si vuole anche cambiare. Se il nero giocasse, non so, il nero ha schiodato il cavallo, ora il bianco ha preso, qua il nero deve stare molto attento perché dopo per esempio, dopo donna per E7 c'è l'alfiere in presa, ha giocato torre per E7, ora inizia torre C8. A questo punto il re è andato in H7, ora inizia appunto un vero e proprio attacco contro queste caselle. Qua si noti che in caso di, per esempio, un esempio sciocco, ma se il re fosse in G1, potrebbe già succedere donna G3 scacco. Se il re fosse in G2, si potrebbe giocare qualcosa come alfiere C7, provare a minacciare il re, ma il re è migrato. Ora, dopo torre F8 non c'è nulla, per esempio se il nero catturasse in E2, donna per F7, e qua
non si capisce bene come si ripara questa minaccia di matto, per esempio, no? Che sarebbe davvero, davvero, davvero rognosa. Su donna E6 il bianco vince, può guadagnare la torre con questo piccolo tatticismo. Donna G6, una per H per, e poi cavallo F4 con attacco doppio. Quindi o c'è il matto o ci sono guadagni di materiali devastanti. Dopo torre F8, nero giocato donna C7, era difficile trovare alternative e il bianco gioca F4. È difficile fermare l'avanzata del bianco, alcune idee potranno essere so, G5, altre idee cavallo E5, poi donna D3, davvero la posizione nera è sull'orlo del baratro. Su G5 si può prendere, su F per G6 c'è matto, su Re per G6 cavallo E5 potrebbe essere devastante, cosa di questo tipo per giocare so, tutti i pezzi neri sono vincolati alla difesa delle debolezze, il bianco volevo giocare semplicemente, non so, da un H3, G5, il nero perde, su F6 c'è matto, davvero triste la posizione nera. Il nero ha giocato alfiere C5, ecco, a questo punto donna di 5, il nero, sì, praticamente il nero tra poche mosse potrà abbandonare, non so, su alfiere B6, so, si può giocare in vari modi, non so, per dire cavallo E5, idea donna E4 che sarà uno scacco devastante, su F6 donna E4 lo stesso, il nero può interporre ma poi prenderà dei matti, e dopo donna D5 il nero ha giocato disperato, ha giocato torre E5 con l'idea di creare un attacco di scoperta, ma dopo torre per F7 che contrattacca la donna, il nero abbandonato. Perché il nero abbandonato? Perché su donna per abbiamo vinto. Se il nero sposta la donna, catturiamo la torre come vogliamo e abbiamo vinto. Se il nero gioca torre per D5, torre per C7, nero perde perché abbiamo già un pedone in più, ne prendiamo un altro ed è tutto finito. Curioso di nuovo questa partita, nel momento in cui non si riusciva appunto a capire come incrementare il vantaggio del bianco, questa partita come Petrosian abbia giocato di nuovo il suo piano caratteristico, re F1, portare qua il re e poi trasformare questa posizione in una posizione con arrocchi contrapposti e creare un attacco. Spero che questa serie vi sia piaciuta, non escludo magari in futuro se mi capitano tra le mani esempi molto molto belli, un po' diversi, anche messi in atto da altri giocatori su questo tema, magari ve li farò vedere se li trovo. Spero che per ora questi esempi di Petrosian che fanno capire com'era forte e creativo e avanti rispetto ai tempi, questo campione del mondo facciano di Petrosian un genio. Grazie e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!